Davanti a una bella cornice di pubblico va in scena la sentita sfida tra Sestrese e Serraricò, appaiate in classifica a 4 punti. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio e ricordo del presidente della Cairese, Carlo Pizzorno, recentemente scomparso. Secondo minuto di gioco parte bene la Sestrese che si rende pericolosa con Mereto, si salva Kovacic, che occasione. Sesto minuto c'è sempre Mereto in area che viene atterrato, ma per l'arbitro Ermini di Genova non ci sono gli estremi per il rigore. Rivediamo le immagini. Al 13° si mostra in avanti Serraricò, va alla conclusione dalla distanza Orero, ma Rovetta intuisce tutto e devia in corner. 25° Verde Stellati vicinissimi al gol, Mereto si libera benissimo in area, il suo tiro a fil di palo è deviato da Kovacic. Padroni di casa che creano molto ma senza essere sufficientemente incisivi, inoltre ci si mette l'estrema attenzione di Kovacic, decisivo sulla conclusione di Cafferata al 35°. Un giro di orologio e si gonfia la rete dopo che il portiere del Serraricò aveva fatto l'ennesimo miracolo su Ansaldo, il tap-in di Mereto sembra sbloccare il risultato. In realtà l'arbitro non assegna il gol, bensì il giallo ad Ansaldo stesso. A 5 minuti dal timing del primo tempo riesce ancora una volta a salvare i suoi dal tentativo pericoloso di Ansaldo, Kovacic. Il secondo tempo si apre come se era chiuso il primo con la Sestrese alla ricerca del gol, che non arriva. Addirittura al 13° la seconda rete annullata dal signor Ermini. Ad andare a segno di testa era stato il capitano Accari. Valutiamo con il replay la scelta arbitrale. Il risultato si sblocca però 9 minuti dopo, scoppia la gioia dei Verde Stellati per l'1-0 di Zani, che tira dal limite dell'area. Imprendibile. Alla mezz'ora Draghici si porta in velocità tu per tu con Rovetta e è bravo il portiere verde stellato a evitare il pareggio del Serraricò. 1-0 sarà il risultato finale. In pieno recupero la formazione ospite rimane in 10 uomini, somma di ammunizioni per Burdo Federico che si allontana dal campo. Tantissime occasioni ma un solo gol, quello che basta alla Sestrese per conquistare 3 punti importantissimi. Migliore in campo del Serraricò, Kovacic,